La macchina vaccinale del Veneto funziona. La macchina vaccinale del Veneto funziona. Parola di Luca Zaia, che oggi l'ha provata di persona. Sì, perché è stato il suo turno. Il governatore si è vaccinato. Benissimo. Devo anche dire, devo fare i complimenti, è una velocità. Eravamo in tanti in attesa, ma comunque l'attesa si smaltisce nel giro di pochi minuti. Penso che l'attesa sia durata 3-4 minuti. Luca Zaia, che ha 53 anni, si è vaccinato con una dose di Pfizer, ma non ha scelto lui. Le due alternative per la mia fascia d'età erano Pfizer o Moderna, mi hanno dato Pfizer. Ecco. A Luca Zaia piace guardare le cose in modo obiettivo e i numeri offrono l'immagine più rigorosa della realtà, e a conti fatti può tranquillamente annunciare che la macchina vaccinale sta per raggiungere i quarantenni. Eroghiamo potenzialmente, abbiamo mediamente 40.000 dosi al giorno, considerate che abbiamo un potenziale di 100.000, oggi la fornitura ovviamente è solo 200.000, quando arriveranno più vaccini noi siamo pronti. Da lunedì apriamo i quarantenni, 40-49, anche perché oggettivamente ormai cominciamo ad avere qualche buco in agenda sui 50-59, però vedo che comunque la risposta c'è. Infine, uno sguardo al futuro. La convivenza col virus richiede regole nuove per stabilire i livelli di rischio. È innegabile che i parametri che adottavamo quando non avevamo i vaccini, non avevamo i protocolli di cura di oggi, non avevamo i monoclonali, è ovvio che la situazione è radicalmente cambiata. Per cui è bene guardare di più, secondo me, la pressione ospedaliera come indicatore, la pressione delle terapie intensive, sicuramente valutare RLR con T-sintomi, e poi l'incidenza, ma per valutare il numero di positivi su 100.000 abitanti bisogna anche imporre un numero di tamponi su 100.000 abitanti a livello di screening, di azione sentinella sul territorio anche quando sei in zona bianca.